Sono 72 i comuni in provincia di Padova a rischio terremoti che potrebbero accedere ai benefici fiscali di sisma bonus e super bonus 110%. A causa della classificazione sismica del territorio, attualmente zona 4, questi comuni non possono accedere agli incentivi per la sicurezza degli edifici. Ad inizio giugno, però, la Federazione Ordini Ingegneri Veneto, in collaborazione con la Federazione degli Architetti del Veneto e l'Ordine Regionale dei Geologi, ha chiesto alla Regione il riallineamento alla più coerente classificazione in zona 3, molto più rischiosa. I valori definiti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia evidenziano chiaramente che il nostro territorio è a rischio sismico, afferma Benedetta Cameran, vicepresidente dell'Ordine Ingegneri Padova, e tale rischio è riducibile intervenendo sugli edifici. La riclassificazione significherebbe accedere ai contributi sisma bonus, super bonus 110%, ecobonus al 65% e bonus facciate, solo per citarne alcuni. A tal proposito, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale sta conducendo uno studio sulla riclassificazione sismica del territorio della Regione Veneto e una valutazione dei benefici per il rilancio del settore edilizio. I risultati preliminari evidenziano l'opportunità per più di 340.000 edifici di accedere ai benefici fiscali.